vittima di una folle gara in auto tra giovani a Sant'Elena nella Bassa Padovana. Auto in sorpasso, lo centra in pieno, il conducente, un 22enne arrestato per omicidio stradale, è risultato positivo all'alcol test. Tra le vittime sulle strade padovane in poche ore, a Borgoricco morto un 19enne sbalzato dall'abitacolo e investito da un'altra auto, non ce l'ha fatta il 21enne ferito sulla strada dei Vivai. Nella notte Ponte San Michele a Vicenza pesantemente danneggiato dall'auto di 3 ragazzi che avevano sbagliato strada. Rabbia in città, il sindaco Possamai chiede per i responsabili lavori socialmente utili. Dopo i 2 alberi caduti negli ultimi giorni cresce la preoccupazione a Venezia. In mattinata una grossa pianta è stata tagliata in piazzale Roma a pochi metri dal luogo dell'incidente del 2 giugno. Non c'è pace per la piscina di Monselice dopo l'aggressione al gestore da parte del trapper Baby Touché. Nella notte l'impianto ha subito un tentativo di furto. Dopo l'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato per i governatori, l'assessore Marcato avverte: una decisione va presa quanto prima, via il limite anche per gli assessori. Attrezzature in acqua, tentativi di appiccare il fuoco nella notte, paglio di Noale nel mirino dei vandali, l'appello del presidente Casotto: invece di distruggere dateci una mano. Adunata Triveneta di Conegliano da lunedì, emittenti Media Nord-Est ogni giorno in diretta insieme agli alpini con racconti e collegamenti. Intanto questa mattina in 300 al concerto all'alba a Rua di Feletto. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il primo piano, la cronaca ancora con vittime sulle strade del Veneto, in questo caso sulle strade padovane. Era quasi arrivato a casa il 64enne in scooter, vittima di una folle gara di auto tra giovani a Sant'Elena nella Bassa Padovana. L'incidente nella tarda serata di ieri, agli arresti domiciliari un 22enne. Una gara a folle velocità lungo la strada provinciale 8 che da Sant'Elena porta verso l'ospedale di Schiavonia è costata la vita a un uomo di 64 anni, Luigino Tognin, che era quasi arrivato a casa. Sono le 22 di venerdì. Tognin è in sella al suo scooter quando una Fiat Punto in fase di sorpasso lo investe in pieno. Tognin viene sbalzato a metri di distanza oltre il guardrail, un tragico volo che finisce nel vicino fossato. La Punto, gravemente danneggiata, si ferma in attesa dei soccorsi. A bordo ci sono 2 giovani, quello alla guida ha 22 anni. Arrivano i carabinieri di Este con la polizia locale, i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118. Per Luigino Tognin non c'è più niente da fare, troppo gravi le ferite. Il 22enne invece viene sottoposto agli accertamenti di rito, al termine dei quali viene riscontrato un valore di tasso alcolico di 1,10 grammi litro, più del doppio rispetto al limite consentito. Trasmessi gli atti alla Procura di Rovigo, competente per territorio, il PM dispone per il 22enne l'arresto ai domiciliari con l'accusa di omicidio colposo, mettendo nero su bianco la gara di velocità avviata con un'altra auto. Una lunga scia di sangue sulle strade del Padovano, come detto, il morto, la vittima più giovane, poco dopo le 2 di notte a Borgoricco sulla strada regionale 308 del Santo, aveva solo 19 anni. Aveva tutta la vita davanti Edward Matera, un lavoro in un fast food di Campo San Piero dove viveva, tanti amici, una famiglia che gli voleva bene. I suoi sogni e i suoi desideri si sono infranti qui, in questo tratto di asfalto della strada regionale 308 del Santo, nel territorio di Borgoricco. Edward viaggiava nel sedile posteriore di una Ford Focus condotta da un amico di 20 anni e stava probabilmente rientrando a Campo San Piero. Erano circa le 2 quando l'auto è finita contro il guardrail in modo violento, un urto tale da sbalzarlo fuori dal veicolo e farlo finire sulla carreggiata opposta nel momento in cui sopraggiungeva una lanciamusa condotta da un 24enne che nulla ha potuto fare per evitarlo. Un impatto terribile di cui restano i segni sull'asfalto accanto a quelli dei rilievi condotti dai carabinieri sul posto con i vigili del fuoco, gli addetti di Veneto Strade e i sanitari del SUEM 118. Per il 19enne purtroppo non c'è stato nulla da fare, illesi gli altri 2 giovani. Entrambe le auto sono state sottoposte a sequestro. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica del tragico incidente, l'ennesimo lungo una strada dove le croci si susseguono. Una giovane vita spezzata che lascia una famiglia e tanti amici in lacrime. A loro la solidarietà e la vicinanza dell'amministrazione comunale e del sindaco di Campo San Piero, Katia Maccarrone.
Ma la provincia di Padova piange un'altra vittima, si tratta di Mattia Selai, morto in queste ore dopo l'incidente di mercoledì mattina lungo la strada dei Vivai tra i comuni di Saonare e Sant'Angelo di Piave di Sacco. Mattia Selai aveva solo 21 anni e viveva a Piave di Sacco. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia stradale, Selai era stato sbalzato dalla moto dopo essere finito contro un furgone parcheggiato sul ciglio della strada perché in avaria, venendo investito da una piccola utilitaria che stava sopraggiungendo nell'opposto senso di marcia. Le sue ferite erano apparse da subito gravissime. Per 3 giorni Mattia ha lottato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato. Nella notte, Ponte San Michele, siamo a Vicenza, è stato deturpato dal passaggio di un'auto a folle velocità. La città insorge e chiede punizioni esemplari. Uno sfregio insopportabile al patrimonio artistico della città nel cuore del centro storico. Nella notte un'auto ha imboccato a folle velocità la salita pedonale che porta su Ponte San Michele. Risultato? L'imponente colonnina paracarro in pietra travolta e divelta. Il muro di contenimento laterale del ponte è completamente abbattuto per una decina di metri. Uno dei 3 giovani occupanti è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale San Bortolo. Uno scempio che ha fatto reagire indignata la città. Sul ponte del 1626, l'unico di forma veneziana ad unica campata a Vicenza, in matinato è stato un continuo il via vai di cittadini che hanno voluto verificare di persona quanto accaduto. I rappresentanti delle forze politiche di opposizione in comune hanno indetto una conferenza stampa lampo. Accertare le responsabilità di questo increscioso fatto, uno dei tanti che sta investendo la città di Vicenza ed il centro storico in particolare. Già avevamo denunciato in passato lo stato di incuria di Ponte San Michele, che è stato investito di un restauro per una somma di circa 230.000 euro negli anni 2016-2017. Ora ci troviamo di fronte a questo grave danneggiamento. I problemi sono altri anche. Il problema è un mancato presidio del territorio. Le forze dell'ordine stanno facendo la loro parte, non mi sembra che l'amministrazione stia facendo altrettanto. E poi anche chiedere che chi ha sbagliato risarcisca, perché questo è un danno importante. Qui siamo sicuramente intorno ai 100.000 euro di danni. Un ponte restaurato da pochi anni, su cui abbiamo voluto, contro gli atti vandalici, installare qualche anno fa una telecamera che spero aiuti a ricostruire l'accaduto delle ore di questa notte. Bisogna capire prima la dinamica e poi eventualmente tirare le conclusioni. La cosa che però dico è che non passi che a Vicenza regni l'impunità, che tutti possono fare quello che vogliono, perché questo sarebbe veramente inaccettabile. La dinamica di quanto accaduto è tuttora al vaglio delle forze dell'ordine. Inizialmente era stato ipotizzato un collegamento con i festeggiamenti per la fine dell'anno scolastico di molti studenti. L'eventuale fuga all'impazzata per sfuggire ad una rissa. Resta il fatto che l'auto non poteva transitare qui, tantomeno ad una velocità inaudita che poteva portare ad un epilogo ancora più tragico. Anche il sindaco è poi giunto sul posto. È un atto molto grave, è un atto da condannare con fermezza totale. L'auspicio è che i responsabili non soltanto siano condannati, come sarà, a risarcire economicamente il danno che hanno causato, ma anche a fare lavori socialmente utili, a rendersi conto della fatica che si prova a sistemare i danni quando vengono compiuti, danni in particolare come questi, che sono un danno grave al patrimonio della città. Dopo i 2 alberi caduti negli ultimi giorni cresce a Venezia la preoccupazione. Un altro albero è stato tagliato a Piazzale Roma a pochi metri da quello crollato improvvisamente lo scorso 2 giugno. Ora il Comune e il Verde Pubblico corrono ai ripari. Un albero è stato tagliato in mattinata a Piazzale Roma a Venezia, a poca distanza da quello che lo scorso 2 giugno si è schiantato tra la folla in transito, provocando 12 feriti, tra i quali purtroppo anche una giovane mamma ancora grave in prognosi riservata. Un intervento, quello di stamattina, evidentemente pianificato dai responsabili del Verde Pubblico e dunque di routine, ma che in una settimana nera circa lo stato di salute degli alberi in laguna fa crescere la preoccupazione e gli interrogativi circa gli alberi pericolanti in città. Oltre al grave incidente di Piazzale Roma, una pesante alta robinia si è schiantata al suolo anche venerdì al Lido di Venezia in via Marcantonio Bragadin. In questo caso ci è voluto un mezzo miracolo e alcune fortunate coincidenze
grazie alle quali questa seconda caduta non ha provocato per fortuna gravi conseguenze né feriti né danni. Il consigliere comunale di opposizione Gianfranco Bettin, verde progressista, da sempre impegnato nei temi ambientali, vede così la situazione. Oggi il Comune di Venezia ha tagliato un grande albero in Piazzale Roma, probabilmente dopo una perizia tecnica che ne avrà accertato lo stato pericolante. Dunque si poteva fare, si doveva fare anche prima del 2 giugno scorso, prima dello schianto del Leccio che ha provocato feriti gravi. Dopo una settimana complicata di polemiche e discussioni che non avranno mai fine, serve ora un'analisi complessiva e sistematica. Anche ripristinando un organismo importante come il Forum per il Verde, che per molti anni ha messo a confronto diretto l'amministrazione, i politici e i tecnici dell'amministrazione con i cittadini, con i comitati, con le associazioni che segnalavano problemi. Non c'è pace per la piscina di Monselice dopo l'aggressione al gestore da parte del trapper Baby Touché. Nella notte l'impianto ha subito un tentativo di furto. Un tentativo di furto con danni che potrebbe essere anche una ritorsione. Indagano i carabinieri su quanto avvenuto la scorsa notte alle piscine di Monselice, dove dei malviventi hanno tentato di introdursi rompendo un vetro del bar. Immediato è scattato l'allarme che li ha messi in fuga, anche se l'azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'impianto. Nelle piscine con il gestore sono arrivati i militari che sono già al lavoro e stanno visionando le immagini. Resta la paura per Marco Canova. Solo 3 giorni fa Canova era stato aggredito dal trapper Baby Touché, entrato in piscina con un gruppo di amici che, dopo aver rifiutato di pagare il lettino e dopo aver minacciato una degli addetti, aveva iniziato a spintonare il titolare, lanciandogli addirittura uno zaino addosso nel tentativo di colpirlo dopo l'arrivo dei carabinieri. L'aggressione, che Canova aveva deciso di rendere pubblica per la costante crescita di episodi di violenza da parte di giovani e giovanissimi, gli è costato una contusione. Adesso è un nuovo episodio che non lascia tranquillo chi lavora ogni giorno per offrire un sereno angolo di pace a quanti, in modo civile, vogliono passare qualche ora di svago. Dopo gli atti vandalici al Palio di Noale, l'appello del presidente Casotto: invece di distruggere, dateci una mano. Vandali al Palio di Noale in zona Camatta all'ingresso della Rocca, a poche ore dall'inizio dei festeggiamenti dello storico evento. Noi lavoriamo tanto, cerchiamo di fare tante cose per il bene della comunità e purtroppo nel momento in cui non sei qua a controllare succede che qualche gruppo di persone si diverte a fare danni, nel senso che hanno buttato delle attrezzature in acqua, hanno cercato di dar fuoco ad altre attrezzature. E detto questo, noi stiamo cercando di controllare le telecamere di videosorveglianza che ci sono in giro assieme alle forze dell'ordine, quantomeno per cercare di risalire agli autori di questi fatti incresciosi, perché lavorare tanto perché qualcuno si diverte invece che venire a collaborare e distruggere è un peccato. La delusione tra i volontari è tanta, sono oltre 1000 le persone che lavorano per il Palio con passione e devozione, e atti come questo lasciano l'amaro in bocca. Ci stiamo, fra virgolette, abituando, perché dobbiamo convivere con questi episodi di vandalismo, perché non è il primo che succede in zona qua, non è il primo che succede in altre zone di Noale, perché sono stati altri episodi, come avrete già riportato, e più o meno i giri sono sempre gli stessi. La zona in questione è diventata da tempo ritrovo di un gruppo di giovani che approfittano della poca luce e del fatto di essere nascosti dalla vista dei passanti. Ma il presidente lancia loro un messaggio. Se volessero e se non sanno come impegnare il tempo, invece di passare le serate o le nottate a far danni, vengono, si divertono, possono venire tranquillamente da noi, vengono, si divertono e ci danno una mano. Anche perché da fare ce n'è sempre, soprattutto quest'anno che il Palio sarà diviso in 2 fine settimana. Il primo fine settimana con una festa medievale, quindi con la cena delle contrade e con la gara domani dei musici e sbandieratori. Il secondo fine settimana comincia il venerdì con la cena degli avvocati, per passare al sabato con la presentazione del drappo, la benedizione e alla sera la Bala d'Oro, che è una presentazione delle 18enni noalesi. Per la domenica poi avere la sfilata domenica pomeriggio, chiaramente la corsa del Palio che è l'evento clou.
La politica continua il dibattito sul terzo mandato dopo l'apertura di Fratelli d'Italia. Io ho apprezzato questa riflessione di buonsenso, dopodiché non le so aggiungere nulla di più. Questa è una partita che verrà affrontata a livello di maggioranza e poi successivamente in Parlamento, ma ad oggi non c'è nessuna novità e quindi staremo a vedere cosa accadrà. È attendista il presidente Zaia, come a dire, tra l'apertura a livello nazionale di Fratelli d'Italia al terzo mandato per i governatori e l'effettivo via libera, la strada è ancora lunga, ma è un primo importante segnale. Trovo un'apertura di buonsenso ragionevole, visto e considerato che questo paese si stava dando una conformazione a macchia di leopardo sulla durata dei mandati, alcuni presidenti sì, altri no. E se il segretario della Lega Salvini spiega che una modifica della norma blocca mandati è possibile entro l'autunno, per l'assessore regionale Marcato è necessario prendere in fretta una decisione. Siamo a giugno, dovremmo andare al voto a novembre. Insomma, immaginare che si vada dopo l'estate per le decisioni lo trovo poco rispettoso nei confronti dei veneti. Si trovino le segreterie regionali, perché in casa nostra comandiamo noi altri, decidano a chi spetta e si parta con una campagna elettorale. E nell'allargare il discorso, Marcato torna sul blocco dei mandati per gli assessori. Se il tema del limite dei mandati è un tema valoriale, ideologico, per cui è profondamente sbagliato mettere un limite ai mandati, allora abbiamo un'occasione straordinaria. Siamo l'unica regione che ha il mandato, i 2 mandati blocco per gli assessori. Una legge fatta e voluta da noi, ma se solo un tema di civiltà, togliamo il limite ai mandati agli assessori in Regione Veneto. Voltiamo pagina, adunata triveneta degli alpini di Conegliano, questa mattina in 300 al concerto all'Alba Rua di Feletto. Intanto da lunedì emittenti Media Nord-Est, ogni giorno in diretta insieme agli alpini con racconti e collegamenti. Conegliano imbandierata già racconta la trepidazione per la settimana del raduno triveneto degli alpini. Ci stiamo avvicinando al clou, alla 3 giorni del centenario, comincerà la prossima settimana, venerdì, sabato e domenica. Come sta procedendo? Sta procedendo benissimo, è tutto organizzato, è già tutto pronto, siamo addirittura d'arrivo. Sarà una settimana ricchissima di alpini, quella nella programmazione delle reti Media Nord-Est. Da lunedì per tutta la settimana 3 collegamenti dai gruppi della sezione di Conegliano, dalle sezioni dell'area vicentino-bassanese e da quelle friulane nelle edizioni di mezzogiorno, sia per la prima edizione dei telegiornali di Antena 3, TV12 Udine e Tele4 Trieste che nel Focus TG di Rete Veneta. Nei TG della sera servizi e collegamenti in diretta dalle sezioni della Marca del Bellunese, ricordando che proprio da Conegliano con Belluno nacque il primo raduno del terzo raggruppamento alpini. Questo è il 10° raduno che facciamo a Conegliano. Il primo è iniziato nel 48, quando tra la sezione di Belluno e la sezione di Conegliano si misero d'accordo di fare una specie di raduno interregionale oltre a quello nazionale. Venerdì sera dalle 20:30 Antenna 3 trasmetterà in diretta il concerto di apertura del Duomo di Conegliano. Sabato dalle 13:30 inizierà una lunga diretta con 3 inviati sugli eventi ufficiali, ma anche dagli accampamenti, per raccontare il raduno direttamente dalla voce dei protagonisti. Ma sarà nella serata del sabato la novità delle reti Media Nord-Est, con una doppia programmazione. Dalle 20:30 Antenna 3 e TV12 racconteranno la grande festa nelle piazze lungo lo sfilamento, mentre Rete Veneta con Tele4 seguiranno in diretta i 3 concerti nelle chiese di San Rocco, San Martino e del Collegio Immacolata. Uno spettacolo unico, poter seguire contemporaneamente l'esibizione di 9 corali. E dalle 23 a Reti Unificate seguiremo la convergenza di fanfare e cori nella scalinata degli alpini per i canti finali e l'inno nazionale. Poi ripartiremo dalle 7 di domenica per raccontare dall'ammassamento la trepidazione prima della sfilata e a seguire lo sfilamento fino al passaggio della stecca con la sezione di Gemona per il raduno triveneto del 2026 a 50 anni dal tragico terremoto del Friuli. Siamo in chiusura, vi lascio come di consueto alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon sabato sera.